Come here, ass fuck. Allora, io sono entrata nell'età in cui non mi interessa più essere single, devo dire la verità, non ci patisco più dell'essere single assolutamente. Quello che mi dà fastidio sono le frasi che dicono alle persone single. La più classica è: per trovare qualcuno devi prima imparare a star bene da solo. Ah, e se cerchi casa, impara prima a dormire bene in macchina. Vedrai che la casa arriva. Sì, vuoi dimagrire? Ammazzati di spritz e patatine, vedrai che la magritudine arriverà. Ma se imparo a star bene da sola, ma poi che cazzo me ne frega poi più di trovare qualcuno? No? Oh. Siamo d'accordo. Perché questa cosa dell'impara a star bene da sola è una cazzata. Voglio dire, di cosa parlano le canzoni, di cosa parlano i film? Di gente che si innamora, di gente che si lascia, di gente che si tradisce. Io non ho mai avuto un'amica che è venuta da me e mi ha detto: guarda, ho visto un film bellissimo, un film da Oscar, cioè ha vinto non so quanti premi, ho ancora i brividi da ieri sera, cioè un film che parla di una che sta bene da sola. Che figata. Sì, ma succederà qualcosa in questo cazzo di film, che ne so, ci sarà un cattivo in questo film. Sì, c'è un cattivo, cattivissimo. Però anche lui sta bene da solo, quindi non si incontrano mai. Ma che film di merda è, voglio dire? Un film in cui questi la mattina si alzano, bevono il tè verde, poi fanno un po' di movimento, mangiano cereali senza zucchero, a pranzo vanno in palestra e la sera prendono l'aperitivo con le amiche. Cioè, essere single è un film francese lentissimo sottotitolato in coreano, cazzo. Fa schifo. E siamo tantissime così, perché diciamoci la verità, ormai trovare un uomo etero a Milano te lo devi far mandare col pacco da giù, che non a caso si chiama pacco da giù. Noi in Puglia andiamo a fare turismo sessuale, noi milanesi, no? Il vantaggio è che alla mia età però non mi dicono più quelle frasi del tipo: ah, sei single? Ah. Ormai mi dicono: ah, sei single? Ah. E la conversazione, capito, finisce lì praticamente. E l'altro vantaggio dell'essere single, alla mia età almeno, è che esci con una fascia di persone piuttosto ampia, più o meno fra i 30 e i 50. Io esco con persone, insomma, no, sono quasi padri e figli, più che un'orgia, un family day, capito? Io esco con gente così e è pazzesco perché sono 30 e 50 prima e dopo il porno di massa, praticamente. E vedi la differenza. Cioè, ci sono alcuni ragazzi giovani qua e alcune ragazze giovani. Cioè, uscire con i trentenni è un incubo. Io ci ho provato, è un incubo. Perché devono sempre appenderti da qualche parte. Io non lo so, sono uscita con uno tipo 8 mesi fa, carino, educato, abbiamo preso l'aperitivo insieme, saliamo in casa sua, iniziamo a baciarci, era normale fino a un secondo prima, iniziamo a baciarci e lui parte con: oh yes baby, oh come on baby, oh yes baby. Che cazzo è un corso di inglese? Livello B2. The bitch is on the table. Io non so che categorie porno avete voi trentenni, avete queste categorie rodeo, Cirque du Soleil avanzato. I cinquantenni no, ve lo giuro, i cinquantenni sono rilassati. I cinquantenni quando ci fai sesso ti danno del voi. Sì, come un porno fascista senza olio di ricino, capito? Sono rilassati, loro hanno queste categorie rilassate, che ne so, signorina al bar mi sorride, gonna sopra il ginocchio, spallina nuda a primavera. Sono rilassati, non che i cinquantenni non conoscono il porno. E come? Cioè, voglio dire, ormai il porno comanda, ormai Pornhub ha il dominio su di noi, dopo 2 lockdown, no? Ormai potrebbe fare l'upgrade, passare direttamente da pornhub.it a pornhub.gov con lo speed per entrare. Cioè ormai Pornhub, ci avete fatto, mette le sanzioni alla Russia ed è stata la prima volta in cui ho visto Putin fare
qui ragazzi comincia a buttare male. Cioè, se volesse, Pornhub sì potrebbe chiedere di entrare nella NATO, potrebbe fare stato autonomo ed entrerebbe nella NATO ovviamente a modo suo. Oh yes NATO, ah come on NATO, oh baby, oh yes NATO.